Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi sto percorrendo la strada statale 127 in direzione Calangianus per raggiungere l'agro di Berchida e precisamente la località Terramala. Proprio in quest'area geografica, infatti, granitica ed impervia, nonché antica dimora dei Balari, la natura durante la stagione delle piogge si diletta nel creare meravigliosi giochi d'acqua, dando vita in particolare alla vigorosa cascata di Stupisciale, il cui nome forse non esprime al meglio la magia di tanta meraviglia. Andiamo avventurieri, scopriamo insieme questa impetuosa cascata! Bene avventurieri, ora lasciamo la strada statale 127 e imbocchiamo la strada provinciale 138. La percorro diverse volte, ma è una strada talmente emozionante che la potrei fare infinite volte. Stiamo procedendo in direzione di Berchida perché la nostra cascata si nasconde proprio tra queste valli. Cagnolino attraversa la strada. Questa è la chiesa di Santa Caterina, quindi la lasciamo alle nostre spalle e proseguiamo in direzione Berchida. Giusto pochi chilometri da qua. Questo tratto che costeggia la pineta è bellissimo, c'è un'area frizzante, sembra di essere ad una quota più elevata. Ecco avventurieri, l'ingresso è praticamente da questo cancello in località Terramala, però vedete è chiuso con lucchetto, quindi adesso vado a mettere in un posto sicuro Sherden e poi proseguiamo a piedi. Entriamo in questa stradina abbandonata, poi ce la facciamo a piedi. Bene avventurieri, ora lasciamo Sherden qui all'ombra sperando di ritrovarla al nostro rientro e ci incamminiamo lungo questa strada alla ricerca della nostra cascata. Seguitemi. Guardate, qui si vede già il torrente di nostro interesse che a monte compie un salto di circa 20 metri e genera la cascata che dobbiamo trovare praticamente. Continuiamo, se no qua me ne viene tardi.
non ho molta ora a disposizione, il sole è già diretto verso il tramonto. Vedete, qui siamo arrivati al cancello che abbiamo visto prima, località Terramala, chiuso con lucchetto, ed è una proprietà privata, però è stato lasciato il passaggio, vedete, per poter scavalcare il cancello e proseguire a piedi. Mi raccomando, quando effettuate questi percorsi all'interno delle proprietà private, lasciate sempre tutti i cancelli e tutto ciò che trovate nelle condizioni in cui erano, perché non è di vostra proprietà, cosa che dovrebbe essere fatta anche in territorio pubblico, ovviamente, lasciare le cose come stanno e non inquinarle soprattutto. Guardate, c'è una natura meravigliosa in questo tratto, si vede già il torrente prendere vigore. Guardate che bello. È un luogo veramente solitario e selvaggio da visitare in questo periodo. Ci stiamo avvicinando alla primavera. Guardate che meraviglia, le mimose in fiore. Ogni fiore, quindi ogni pianta si rinnova in questo periodo, con questo sottofondo musicale del torrente. Quindi il proprietario gentilissimo del terreno mi ha detto di scavalcare questa piccola rete e proseguire da questo sentiero qua, che si ricollega alla strada. Poi troveremo un cancello di legno. Ecco avventurieri, siamo arrivati al cancello di cui mi parlava il proprietario, e qui hanno fatto questo passaggio con il cancelletto in legno per entrare. Lo apriamo e poi lo rimettiamo come lo abbiamo trovato. Ecco avventurieri, abbiamo agevolmente scavalcato il cancello. Ora proseguiamo. Non dovrebbe essere poi così distante da qua, mi diceva il proprietario, quindi ce la facciamo, dai, tutto in salita, però dovremo farcela. Allora avventurieri, appena passato il cancello di legno prendete il primo sentiero a destra, quindi lasciate perdere la strada principale e scendete in questo sentierino più malconcio. Del resto basta ascoltare il rumore dell'acqua e vi dirigete verso il punto giusto. Non è poi così difficile, perlomeno spero di arrivarci. Guardate, qui c'è un piccolo guado. Scende proprio da qua, quindi siamo nella direzione giusta. Certo che con Sherden qua non ci fosse stato il lucchetto avrei fatto decisamente prima, però rispettiamo le proprietà e facciamoci questa bellissima passeggiata a piedi. Guardate che meraviglia, un altro torrente. Questi sono i vari affluenti che poi confluiscono in un unico punto, un unico corso. Speriamo di fare in tempo a visitare proprio la cascata, che inizia il tramonto. Storicamente in quest'area geografica che stiamo attraversando trovarono rifugio i Balari, un'antica popolazione nuragica che per sfuggire alla dominazione romana sull'isola si rifugiarono proprio tra le gole e le grotte di queste aspre montagne per non asservirsi all'impero. Guardate qui il sentiero si fa sempre più chiuso e il rumore dell'acqua sempre più vigoroso. Quindi dovremmo essere quasi arrivati, spero. Sono già
più di una mezz'ora che cammino. Guardate avventurieri, siamo arrivati. Wow, è davvero spettacolare. Scende da lassù in alto. È bella vigorosa. Proviamo a proseguire tra la boscaglia, poi vedremo meglio direttamente col drone, però voglio riprendere quella più vigorosa. Guardate che intanto qui le immagini parlano da sole, è spettacolare. Adoro questo suono perché riesce a soffocare qualsiasi rumore circostante, come se fosse una sorta di coperta sonora capace di isolarmi dal resto del mondo. Guardate, l'acqua è limpidissima e ha un'energia positiva capace di rivitalizzare qualsiasi anima. È bellissima. Mi viene voglia di farmi il bagno. Anche questa nuova motoavventura in questa meraviglia della natura porti a termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!